Ecco che cos'è lo Stretto di Messina, un canale lungo 25 km che da Capoveloro arriva fino a Reggio. Le navi devono passare lungo questo canale, largo 3 km nel suo punto più stretto, che attraversa tutta l'area del comune di Messina, tutta la parte orientale del comune di Messina che confina con il mare, fino ad arrivare all'aeroporto di Reggio, che si trova nella parte estrema a sud della città di Reggio. Quelli di fronte a noi sono i laghi di Ganzirri, laghi di acqua salmastra e dolce mescolati insieme, un ambiente ideale per la coltivazione delle cozze. Sta facendo il mare. Ma sta facendo il video?